Allora, adesso volevo sentire da Renato Tomasi del settore animazione e accoglienza territoriale all'assessorato del turismo della Sardegna. Renato, come Regione Sardegna state strutturando un'offerta turistica nuova, o perlomeno importante e destinata al mondo slow, alla mobilità dolce. Sicuramente non deve essere un obiettivo facile in una regione che fino a poco tempo fa era, come ne abbiamo parlato anche ieri, era praticamente il turismo balneare era forse la principale fonte di reddito e anche di lavoro. Immaginiamo che sia necessaria anche una rivoluzione presso gli stakeholders proprio per modificare anche un modo di pensare. Quali sono le linee guida del vostro intervento? Buonasera a tutti. Si è parlato di cammini, abbiamo visto quanto è faticoso camminare, quanto è faticoso strutturare un cammino. E noi questo cammino lo abbiamo avviato in sostanza dal 2011 che ci stiamo lavorando. Quando ci è stato chiesto di occuparci di turismo religioso ci siamo anche un po' spaventati. Provo a esprimere il punto di vista, quello che viene detto degli uffici, di chi ogni giorno poi deve lavorare su un tema. E dal 2011 abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo fatto delle verifiche e abbiamo accolto questa sfida, una scommessa anche per noi addetti ai lavori. Un percorso complesso. La prima cosa che abbiamo fatto è provare a monitorare tutto quello che la Sardegna proponeva in termini di iniziative, in termini di proposte progettuali. Abbiamo riscontrato un numero elevatissimo di iniziative, una più interessante dell'altra, ma una più diversa dell'altra. Lì ci siamo scoraggiati un attimo perché il lavoro che andava fatto era decisamente complesso. Abbiamo cominciato a conoscere Giampiero nel Sulcis, che ci parlava di cammino minerario. Nell'area dell'Ogliastra abbiamo conosciuto i referenti istituzionali che oggi portano avanti un progetto che si chiama Cammino di San Giorgio Vescovo di Suelli. Centro Sardegna abbiamo cominciato a scoprire l'esperienza che stava facendo un partenariato sul cammino di Sant'Uiaco e abbiamo visto anche prima l'esperienza del comune di Galtellì, il sindaco con grande passione, avete visto, e con quale attenzione sta portando avanti il tema. E queste le progettualità forse più strutturate, ma abbiamo riscontrato nel territorio un'infinità di iniziative che non necessariamente sono collegate con i cammini, ma che fanno parte probabilmente di quel tema, come diceva Don Jonathan, del turismo religioso, forse, turismo culturale, i riti della Settimana Santa. Nella scrivania abbiamo tante richieste di valutazione, di analisi, di proposte. La paura qual è? È che tutto quello che si avvicina al turismo religioso possa diventare un progetto su cui lavorare. E anche parlando di cammini in modo particolare, la paura che abbiamo avuto che, ora esagero chiaramente, che da ogni parrocchia arrivasse la proposta di un cammino, o meglio una processione che si trasformava in un cammino. E quindi la preoccupazione principale qual è stata? Dobbiamo attrezzarci per cominciare a rispondere alla domanda. Dobbiamo cercare con una certa urgenza strumenti che ci consentono di governare il sistema. Da qui il primo forum, il sindaco di Galtellì lo ha citato, il primo forum, lì abbiamo presentato il progetto con la sua complessità, molto partecipata, abbiamo fatto le prime verifiche con il Ministero, con la Segreteria di Stato del Vaticano, abbiamo fatto tutti questi passaggi con la Conferenza Episcopale Sarda, ci siamo attrezzati di giubbottini di varia natura prima di affrontare questo tema. Quel forum ci ha dato delle risposte molto interessanti. Attrezziamoci da un punto di vista anche amministrativo. E a seguito di quell'importante appuntamento, parliamo del 2012, dicembre 2012, la Giunta regionale ha introdotto 3 strumenti in sostanza. Il primo, una procedura di riconoscimento della valenza culturale e turistica dei principali cammini. L'altra, quella che forse è anche una novità innovativa rispetto allo scenario nazionale,
è quella delle cosiddette destinazioni di pellegrinaggio, che è quella che poi Luogo Santo, Orgosolo, Gesturi, Lacconi, non vorrei dimenticarne qualcuna, diventa un dramma, ed Orgali, rappresentano una rete molto interessante. Parliamo di luoghi di pellegrinaggio, c'è tutto un ragionamento dietro, non entro nel merito, per poi arrivare anche all'ultimo progetto di un estrema interesse per come lo si sta portando avanti, che è quello del percorso francescano in Sardegna, un progetto molto interessante che peraltro non ha proposto, certo non ha avanzato la Regione Sardegna, ma è un progetto che è arrivato dal basso. Per la prima volta i 3 ordini francescani si sono uniti per proporre un bel progetto. Lì abbiamo capito che eravamo nella giusta strada, perché se i progetti arrivano dal basso vuol dire che forse stiamo facendo un lavoro interessante. Vado di corsa. Il secondo strumento è l'istituzione di un registro dei cammini e degli itinerari dello spirito. Abbiamo sentito l'esigenza di cominciare a filtrare, selezionare le proposte, quelle su cui lavorare e quelle sulle quali approfondire ed eventualmente facilitare il percorso. Ma era necessario individuare tutte quelle proposte che nell'arco X di tempo possa portarci a strutturare un'offerta coordinata e unitaria. Per poi arrivare a scrivere delle linee guida. Io ho fatto un po' una verifica, stiamo parlando del 2013, l'unico documento che poteva cominciare a evidenziare i parametri lo ha fatto forse la Via Francigena, le prime linee guida. Noi su quella abbiamo lavorato e abbiamo costruito anche uno strumento molto importante. Da lì bisogna partire, perché se vogliamo strutturare un percorso che ci porta ad un'offerta, dobbiamo anche avere il coraggio di dire questo è un cammino, questa è un'altra cosa. E qua vado a chiudere facendo 3-4 considerazioni. Voglio aggiungere un po' alcuni numeri. La complessità anche nel selezionare i progetti è legata anche ai numeri. La Regione Sardegna è la prima a livello nazionale per numero di feste religiose, 940 sono mediamente il numero di feste. La seconda regione, la Campania, Lazio e Calabria, si aggirano a circa 500 feste religiose all'anno. Cioè siamo coloro che ha 500 feste in più rispetto alle altre regioni che stanno dietro di noi. E qua c'è tutto un patrimonio interessante e quindi non stiamo scoprendo, non abbiamo bisogno, ritorno un po' ad alcune considerazioni fatte negli interventi ieri, non abbiamo bisogno probabilmente di inventarci niente, dobbiamo solamente lavorare su quello che la Sardegna è in grado di offrire. Prima ha parlato qualcuno dicendo quante chiese avete, abbiamo circa 600 parrocchie, immaginate se si dà seguito a un lavoro come diceva Don Jonathan, cosa vuol dire attivare questo meccanismo. Abbiamo circa 1000 chiese campestri. Dietro ogni chiesa campestre rischia di arrivare una proposta progettuale. È evidente che non è quella la strada, però abbiamo un patrimonio straordinario. Vado a chiudere facendo 2 o 3 considerazioni che poi forse sono anche la risposta a alcune domande che ieri e oggi direttamente o indirettamente venivano fatte. La prima, come uffici, come parte progettuale che sta dietro, molti di voi mi conoscono, abbiamo passato questi 5 anni a fare incontri su incontri, anche prima di queste 2 giornate abbiamo in 15 giorni forse fatto 6 incontri preparatori per continuare sempre a lavorare con quella metodologia che diceva Alberto poc'anzi. Io credo, rispondo a una domanda fatta ieri pomeriggio, i progetti che hanno una valenza che rimangono e sulla quale che rimane e riteniamo essere strategico lavorare e costruire un percorso sono quelli che partono dal basso. Quando abbiamo provato noi a fare qualche proposta, adesso non è una provocazione, ma la prima domanda che mi viene fatta è quante risorse avete? Allora voi capite che quello è un percorso complesso, difficile, quindi ben vengono le proposte dal basso. Seconda considerazione, e questo è il frutto dell'esperienza che stiamo portando avanti. Da un punto di vista della selezione delle proposte credo che molta importanza vada data all'anima che poi
si può riscontrare in questi progetti. E mi riaggancio a quello che ha detto ieri Giampiero. Insomma, le miniere ce le avevamo da tanto, no? Ce le abbiamo da tanto. Tutto quel patrimonio archeologico è un patrimonio straordinario, che forse solo una persona è riuscita a mettere in fila. 22 comuni, diceva, Santa Barbara. Uso questo passaggio per dire che un elemento di base da cui partiamo è la spiritualità che questi progetti hanno come punto di partenza. Cosa diversa fare una valutazione da un punto di vista delle motivazioni di viaggio. Non dico che non ci interessa capire chi percorre quei cammini, ma va benissimo che vengono percorsi da devoti, religiosi, laici, sportivi. Però se invertiamo questa impostazione, anziché parlare di cammini o di turismo religioso, parliamo di un'altra cosa, parliamo di turismo attivo. Cambia per come la sto vedendo io, da 5 anni lavoro sul fronte dei cammini. Se eliminiamo l'elemento base, che è quello della spiritualità, uso questo termine, non mi addentro perché è complesso il tema, probabilmente dobbiamo parlare di un'altra cosa. Parliamo di trekking, di percorsi in bicicletta, cade tutta l'impostazione, il motivo per cui è stato individuato il tema dei cammini a sé stante. L'avremmo anticipato nel precedente evento, quello del turismo attivo. E questo è un aspetto che rimarco sempre. Qualcuno vuole approfondire, ma secondo me è un punto di partenza. Anche da un punto di vista culturale forse abbiamo dato un contributo. Vado a chiudere dicendo, vi ricordate che, faccio un passaggio su Sant'Efisio, si parlava prima di Sagra di Sant'Efisio, festa di Sant'Efisio, voleva dire il 1° maggio. Nel corso di questi ultimi anni, anche da un punto di vista mediatico, è interessante vedere e sentire che non si parla più di sagra, di festa, ma si parla di cammino. Probabilmente anche la cultura del cammino sia arrivato anche in capo a uno dei cammini, come si diceva prima, particolarmente interessante, vuol dire che qualcosa la stiamo seminando. Per il marketing c'è tempo. Chiudo con una battuta dicendo mi sono occupato di enogastronomia, di promozione. Dentro una bottiglia di vino siamo capaci ormai a farci finire di tutto, storia, cultura, passione. Vendiamo la bottiglia di vino e dentro c'è un territorio, quindi siamo diventati bravi nella enogastronomia. Figuratevi cosa riusciamo a buttare dentro il tema dei cammini, una sfida straordinaria. Chiudo chiedendo scusa per i tempi. No, va bene, abbiamo recuperato. Grazie. Grazie Renato. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.